Per un attimo, chiudete gli occhi. Provate a ricordare il momento della vostra infanzia dove, per magia, in una delle vostre partitine con gli amici, tutto funziona a meraviglia. Tutti i passaggi funzionano, tutti i movimenti senza palla sembrano studiati da un grandissimo allenatore. E ad un certo punto si sente la voce: troppo bello, ma io sono Brasile. sì, ma anche dobbiamo parlare. Si sente, ad un certo punto si sente qualcuno gridare: Per il Real Madrid. ecco, perché il Real Madrid, nell'immaginario collettivo di ognuno di noi, ha sempre rappresentato il non plus ultra del calcio mondiale. E se io vi dicessi che il Real Madrid-Napoli fu la partita che cambiò per sempre il futuro del calcio europeo, leggete. Probabilmente vi direi una cosa vera, ma anche un po' gonfiata dagli eventi e dal fatto che le cose che riguardavano il Cavaliere venivano spesso anche indirizzate a bella posta per rendere il personaggio un po' più gonfio di quello che non fosse. La so fare la cosa alla cronache di spogliatoio. Ritorniamo alle nostre cose e godetevi nell'attesa la memoria di Guido Gentile e le mie sensazioni al riguardo, perché quando si incontra Napoli e Real Madrid non è mai banale. Iscrivetevi al canale, lasciate un like preventivo e cominciamo. Amici bellini, bentornati. Do il bentornato anche a Guido, che ci aiuterà, insomma, con la sua memoria a rivivere, a rianalizzare quello che fu il mitico scontro tra Real Madrid e Napoli quando si chiamava Coppa dei Campioni, e poi arriviamo anche al doppio scontro di Champions League. Bentornato Guido. Grazie Valerio, saluto tutte le amiche belline, gli amici bellini e anche i passanti. Allora, Real Madrid-Napoli. Parliamo della Coppa dei Campioni 1987-1988. Inquadriamo come stava messo il Napoli in quel periodo. Noi venivamo ovviamente dallo scudetto dell'anno precedente. Ricordiamo la formula della Coppa Campioni per i più giovani. Sì, il Napoli vince lo scudetto, una gioia spontanea, genuina, profumata come un fiore di primavera in città, diciamo, non fu contaminata, se dobbiamo fare un parallelo con quelle brutture, no, che abbiamo avuto per il terzo scudetto, no? Città che dice no, permettete di festeggiare. E vi ho preparato una sorpresa. Ah, che meraviglia. Questo è il Corriere dello Sport dell'epoca, dell'11 maggio, questa è la Gazzetta dello Sport. Ah, che meraviglia. E questo è il Mattino. Nice, bellissimo. Come direbbero quelli bravi, io non lo sono, senza soluzione di continuità questa gioia poi si stava anche, diciamo, travasando sul desiderio e sulla curiosità, sulla voglia, diciamo, di scoprire che era l'avversario del Napoli per la Coppa dei Campioni. Come hai giustamente ricordato tu, non è un vecchio storico del cinema e del calcio come Guido, era la Coppa dei Campioni perché solo le squadre vincitrici del rispettivo campionato nazionale, che poi noi lo chiamiamo scudetto, potevano parteciparvi, quindi nessuna seconda, nessuna terza, nessuna quarta, nessuna preliminare, nessun girone. Tabellone tennis, 16esimi, ottavi, quarti, semifinali, andata e ritorno con la regola del gol fuori casa che valeva doppio, finale unica sia per la Coppa dei Campioni che la Coppa delle Coppe, che è stata purtroppo secondo me abolita in maniera scellerata. Invece la Coppa UEFA aveva anche i 32esimi e però la finale era andata e ritorno. Il sorteggio era integrale prima di quell'anno, quindi potevi incontrare chiunque, e dato che tranne la squadra, diciamo, vincitrice, se era della stessa nazione di una scudettata, cioè diversa da se stessa, cioè mettiamo il caso che il Real Madrid aveva vinto la Coppa Campioni e il Barcellona lo scudetto, non potevi avere due squadre della stessa nazione, quindi non c'era la ragione del sorteggio, diciamo, pilotato. Quell'anno, se ricordo bene, ci fu una sorta di sorteggio misto con una sorta di test di serie, e anche se appunto ti ho fatto questa introduzione, non ci fu questa volgarità come permettere a sorteggiare, però qualche maligno me lo ricordo. Il Napoli beccherà Real Madrid, certo su 31 squadre proprio il Real Madrid, e incontrammo
il Real Madrid. E io che sono un idealista romantico, fantasioso, tutti i difetti di questo mondo con me stesso, no? Però con gli altri ho un senso pragmatico particolarmente sviluppato, anche se avevo 14 anni, 15 anni, non fui per nulla contento. E ti spiego subito il perché, no? Non perché io sono maradoniano, quindi voglio incontrare i più forti nel loro miglior stato di forma, però che il campionato italiano inizia molto tardi, quando noi cominciamo ad andare a scuola, rispetto agli altre nazioni, 3 settimane di ritardo, nei migliori dei casi per le altre nazioni latine 2 settimane di ritardo, quindi tu, oltre a incontrare una squadra che insomma era più blasonata, e noi eravamo una Cenerentola nella prima partecipazione alla Coppa dei Campioni, tu concedevi anche un vantaggio di una condizione fisica, scusate, meno brillante, perché 3 settimane di vantaggio, o 2 nelle migliori dei casi, a inizio stagione sono tantissime come fardello. E io mi ricordo che avevamo incontrato solo il Cesena prima di campionato fuori casa, sono andato a controllare perché ho detto non mi far fare brutta figura con Valerio. Effettivamente la Liga iniziò il 29 agosto quell'anno e la Serie A il 13 agosto, e la partita di andata, su cui tu vorrai probabilmente sapere qualcosa, si giocò il 16 settembre, quindi quando il Napoli aveva una sola partita nelle gambe. Il Real Madrid 3 le aveva vinte tutte e 3 e aveva anche giocato il torneo Bernabeu, che all'epoca si giocava, stravincendolo, tipo in quel momento che il Madrid aveva subito un solo gol in queste 4 partite, facendole più di 16, no? Era una macchina da guerra. E quindi si arriva al 16 settembre con il Bernabeu, che non era quello ristrutturato di adesso con il terzo anello, era quello proprio classico, uno stadio particolarmente difficile perché possiamo dire un po' discolo. Devi sapere, Valerio, che anche se non erano gli anni del grande Real, quelli di Stefano, Real 2 stagioni precedenti e 3 stagioni precedenti aveva fatto la Coppa UEFA, aveva vinto. Lì i tifosi e amici dell'Inter se lo ricordano bene, per pura casualità, no? Come direbbe Benitez, ci può stare. Spesso e volentieri la seconda partita l'affrontava in casa, questo perché spesso e volentieri la prima partita prendeva delle scoppole notevoli, e per notevoli intendo proprio notevoli, cioè un 3-0. Io mi ricordo che perse con Rijeka 3-1, poi al Bernabeu vinse 3-0, perse con l'Anderlecht 3-0, poi vinse 1-6-1, perse con il Borussia Mönchengladbach 5-1 e poi vinse 4-0, cioè l'Inter poi la batté a San Siro 2-0, poi perse 3-0 con la famosa biglia in testa a Bergamo, e l'anno dopo vinse 3-1 e poi Real Madrid in casa vinse 5-1. E l'anno precedente, per arrivare, questo scusate questa lungaggine, ma è propedeutica, è quello che Valerio vuole sapere, aveva fatto la Coppa Campioni, non bene, tra l'altro aveva giocato tutte fuori casa tranne con la Juve, perché aveva giocato la prima fuori casa, se ben ricordo, con lo Young Boys e aveva perso di misura, poi ha giocato con la Juve in casa 1-1, in casa della Juve ognuna passò ai rigori, poi giocò con la Stella Rossa e perse 4-2 fuori casa e poi vinse 2-0 in casa, e la semifinale la giocò col Bayern Monaco nel vecchio stadio, Olympic Stadium, dove perse 4-2. Il ritorno, come si sospettava, no? La grande rimontata del Real Madrid, come spesso capitava, e invece si fermò sull'1-0 con grandi tafferugli prima, durante e dopo la partita. E nonostante insomma Real Madrid ha sempre goduto di un buon occhio, vedi la biglia in testa a Bergomi che non invalidarono la partita, in quel caso non si è potuto far finta di nulla e quindi il Bernabeu fu squalificato. La prima partita in questo caso la giocò in casa e non fuori casa, dai 16esimi finale, quando toccò al Napoli, un Bernabeu spettrale a porte chiuse. È una cosa che ricordo bene, che si gioca alle 22, perché loro decidevano anche gli orari, non c'era questa UEFA totalizzante, in realtà si doveva iniziare alle 21:45, un orario già tardissimo, cioè, però loro erano quasi alle 22, che insomma è abbastanza tardi. Quindi ci troviamo di fronte, tra l'altro vedi che mentre mi parlavi di queste rimonte del Real Madrid facevo un paragone mentale nel piccolo della più recente storia tra Napoli e Real Madrid, perché Napoli va in vantaggio 2 volte contro il Real, la prima con Insigne, la seconda con Mertens, e poi ci rimontano. Quindi il 3-1 ritorna storico, perché 3-1 nella recente Champions League e 3-1 finale tra le due partite
che il Napoli gioca nella Coppa dei Campioni. Beh, sarebbe il caso di rompere questa simmetria invertendola. Esatto, invertiamola assolutamente. Era la 100ª partita europea del Real al Bernabeu, quindi questo Bernabeu spettrale di cui ci parlavi, e parlavamo di un Napoli senza esperienza. Quello che era sotto i riflettori era probabilmente la sfida Maradona-Butragueño. Ci racconti un po', Butragueño, che tipo di giocatore era? Butragueño era un giocatore velocissimo, scaltrissimo, con una grande tecnica e anche molto velenoso, molto freddo come giocatore. Sono giocatori che al giorno d'oggi sarebbero, diciamo, meno spettacolari rispetto ad altri, però io credo che avessero una tecnica superiore rispetto a alcuni giocatori di adesso. Lo vedi come riuscivano a toccare di esterno, il controllo di palla. Una partita che il Napoli, Valerio, giocò senza i due nuovi acquisti. Francini era squalificato e Careca ancora non c'erano tutti i documenti a posto, quindi mi ricordo la formazione che era Garella, Ferrara, che fece un partitore, Bruscolotti, Bagni, Ferrario, Renica, Sola, che poi prende l'incrocio dei palmi, ma me lo devi raccontare tu. De Napoli, Giordano, Maradona e Romano. Mentre per il Real Madrid era squalificato Hugo Sanchez, che è un giocatore, ecco, sarebbe stato perfetto per la Juve. Sì. Vi dico solo questo. Il Napoli inizia anche bene, una partita con contrasti molto duri, me la ricordo perfettamente perché poi io soffro per le sconfitte. A volte c'era un po' di precipitazione nei passaggi, un grande Romano. Sia l'andata che il ritorno forse è stato il migliore nel Napoli, perché l'andata Maradona fu un po' offuscato, anche perché la conduzione atletica non era ottimale. Invece nella seconda partita, che aveva ritrovato brillantezza, nonostante era marcato a uomo, cioè da denuncia penale, faceva delle cose incredibili, come riusciva a liberarsi in 0 mm del pallone. Bagni un po' morbido su Sanci, se ne va sulla fascia, giocatore del Real, entra in aria e viene steso da Renica, anche se probabilmente, non so se esistono immagini dell'epoca, poi parliamo di una televisione in 4:3 in bassissima definizione con pochi replay, quindi uno non ha mai la certezza che l'avesse preso o meno. Comunque il rigore, fino a quel momento il Real non aveva tirato in porta. Mitchell, che era il grande, aggiungo sul rigore, 0 proteste, non c'era il pannello sugli arbitri, zero proteste. Mitchell spiazza Renica, rigore in basso a sinistra, Renica a destra. Il Real prende un po' coraggio, qualche minuto dopo, intorno al 24esimo, c'è una bella uscita bassa di Renica, un buco del centrocampo che permette a Santigliana di fare una bella parata da Renica. C'è un bel cross di Romano che è pericoloso, cioè insomma un'altra penetrazione del Real di Solana, insomma parata da Renica. Poi c'è un'azione molto pericolosa, Garella, scusa, è un'azione molto pericolosa su un rinvio molto alto, totalmente inutile. Maradona in 2 tocchi lo stoppa, che manco ci fosse la colla sul piede, e di prima lo dà in profondità per De Napoli sulla corsa, che si invola sulla fascia, crossa, Buio va un po' a vuoto, Giordano se la porta, lo scarta di testa e tira incredibilmente fuori. Bruno Giordano, apre e chiude una parentesi, aveva dei piedi fatati, attenzione. A volte era lui rifinitore per Maradona, a volte era Maradona rifinitore per lui. Ha sempre dichiarato che lo destabilizzò lo stadio tutto bianco vuoto, che se avesse avuto la cornice di pubblico avrebbe incontestualizzato meglio il triangolo, il rettangolo con i pali bianchi della porta. Io però ricordo che un po' la decentrò la palla, un po' di esterno. Però parliamo di un'azione velocissima dove lui comunque ruba il tempo a Buio e deve togliere tempo al difensore e al portiere. Ci furono 2 fuorigiochi che secondo me non c'erano, e uno è particolare, e questo poi ti manderò uno screenshot, sono riuscito a recuperarlo, sempre sul passaggio filtrante di Romano. Lui incrocia con 2 difensori, già nell'incrocio era in gioco, ma lo teneva in basso un giocatore del Real di almeno 1,5 metri e si sarebbe involato da solo davanti al portiere. Poi poteva succedere di tutto, però insomma fu una chiamata totalmente sbagliata. Nel secondo tempo Maradona prende un po' più piede, però appena ne scartava 2 lo randellavano, e poi ci fu la famosa punizione, battuta con Renica, non solo, che di testa prende l'incrocio dei pali alla sinistra di Buio, che era fermo e soffiava sperando che la palla non entrasse, e non entrò. Diciamo un'altra situazione dove il Napoli non fu fortunatissimo. Non ti dico tutte le azioni che ti ricordo, perché non vorrei poi annoiare le amiche belline, cioè le mie, comunque Butragueño, grande partita di Garella, dobbiamo dirlo. Butragueño impegnò Garella una bella parata,
c'è un altro tiro parato con i piedi, la specialità di Garella, c'è anche un traversone molto bello di Romano e sull'altro palo Giordano al volo lo tira e Buio paga in basso, e poi avviene il fattaccio, no? Su un angolo un po' regalato da parte del Napoli, Real Madrid ne batte 3. Questa cosa mi ha segnato molto nella vita, ho detto non bisogna mai far battere 3 angoli consecutivi, abbastanza blandi. Il terzo angolo, rinviato un po' debolmente di testa, viene raccolto ai limiti dell'area da Real Madrid, un tiro che non sarebbe stato irreprensibile per Garella in formissima, viene deviato prima col corpo da un giocatore del Real e poi da Nando De Napoli, se ricordo bene, che Garella stava andando a prendere la prima direzione, subisce la seconda direzione, si vede che cerca di prenderlo ma non riesce a prendere, una bella mazzata. Il Real rischiò un altro gol su un tiro basso di Gallieri ben parato da Garella. È un altro episodio particolarmente controverso che poi dobbiamo legarlo alla partita di ritorno. Ci fu una gomitata volontaria di Sančić che non fu fischiata, non fu sanzionata né col giallo né col rosso. Diciamo, la partita finì lì. Dal mio punto di vista il Napoli, diciamo, pagò un po' l'inesperienza della Cenerentola rispetto alla 100ª prima partita rispetto a 100, pensate un po' di sfortuna, perché il millimetro dentro, il millimetro fuori conta nel calcio, e poi comunque aveva concesso 2 settimane di vantaggio di preparazione atletica in forma gara a Real Madrid, che già era forte. Quindi diciamo queste 3 componenti penalizzarono il risultato, però ti dico che il Napoli non giocò affatto con paura rispetto semmai a volte con precipitazione in alcune azioni, anche perché Real era maestro a spezzettarti l'azione, quindi non paura ma un po' di foga eccessiva. È vero, l'episodio si parla di una borsa del ghiaccio lanciata a Ben Hacker e poi anche la reazione che chiamò Bagni con un brutto epiteto che poi dopo fu ritrattato, diciamo, con delle scuse prima del ritorno. Sì, ma ci fu anche un fallo. Uno dei migliori in campo fu Ferrara, che se vedete le azioni era un mingherlino rispetto a una progressiva crescita, insomma il ragazzo era un ventenne che giocò quasi sempre su butre e lo francobollò, come diceva il grande, penso, Bruno Pizzolo, che era un gentiluomo della TV rispetto a determinati personaggi di adesso. Che però poi gli fece un fallone alla fine della partita, quindi comunque i nervi erano tesi, anche se poi sia l'andata che il ritorno sia Bagni e altri giocatori le maglie se le scambiavano, quindi durante le partite, come nella pallanuoto, no? te ne tiri di tutti i colori, però dopo subentra la lealtà e la sportività. Questo è il mio ricordo di Real Madrid-Napoli, Dopodiché, molto emozionante. Dopodiché ci trasferiamo idealmente al San Paolo, e lo possiamo chiamare San Paolo senza aggiungere niente. Parliamo di 82.231 spettatori? Senti, i dati sono qua, insomma, non voglio fare la giappa della situazione, perché alcune fonti dicono 83.827, alcune 83.231. Di sicuro fino a pochi anni fa fu il record assoluto di incasso, come diciamo economico, non il record assoluto di spettatori paganti, perché l'ha fatto più volte il Napoli, tra cui uno sfortunatissimo Napoli-Perugia del 1979, dove si è sempre detto 90.000, adesso le fonti hanno abbassato 89.992. Comunque quella sera c'erano 83.000 paganti, Valerio, non spettatori. Parliamo di botteghino più anche i diritti TV dell'epoca, e si parlò di 10 milioni di lire di incasso, un incasso record per tutta la storia. Sì, perché si entrava e tu stavi pigiato così, un bambino e un adulto. Prima partita di Careca e di Francini, non solo nel Napoli ma anche di loro, un tifo assordante. Io c'ero, sembrava un Napoli molto in palla, un po' più brioso. Maradona, nonostante era sempre marcato a uomo sia l'andata che il ritorno, fino all'ultimo secondo non lo lasciarono, riusciva a liberarsi nonostante tutto. Il Napoli iniziò bene, senza nessuna paura. Romano lancia a Giordano un po' lungo, Careca che non riesce a sfondare un'azione, e soprattutto il Napoli pressò molto, quasi per sfondamento da Rebbi fece quel gol di Francini, che non è un gol bellissimo, spettacolare, ma è
figlio di una pressione continua, di un recupero continuo di palla a centrocampo, un gran partitone in quel momento di De Napoli e Bagni, nonostante qualche imprecisione a volte, ma ci può stare, e Napoli va in vantaggio in un frastuono incredibile, una bellissima emozione. Poi Bagni, che fece tante cose buone e anche un paio non buone, vi era una bellissima palla a Giordano che non la sfruttò. Poi Napoli prese il primo spavento, perché prese un buco a centrocampo, un cross proprio nel centro dell'area di rigore, e Hugo Sanchez, quando tra l'area piccola e il dischetto, una semi rovesciata, no? Perché non è proprio all'indietro la Pelé, spettacolare, che fortunatamente finì molto molto alta, però capimmo che questi gli bastavano un passaggio, neanche gli bastava, scusate, un passaggio per arrivare in porta, cioè la tecnica che avevano e il veleno, scusa, non è riferito a Gattuso. Di nuovo una bella verticalizzazione del Napoli, ma Bruno Giordano non controlla bene. Una bellissima azione di Maradona per Careca, con un fallo nettissimo non fischiato in aria a Careca, e poi ci furono due azioni molto pericolose dove cambiò il destino della partita. Una bella azione, cross di Maradona dal lato dei distinti all'altra parte, tiro in contropento di testa di Careca, che prendeva appunto in contropento Buio, che era un po' fuori dai pali, che riesce con una paratona a toglierla sotto la traversa. E poi questa meravigliosa azione, che tra l'altro parte da una palla recuperata, ribattuta da Giordano sul calcio d'angolo vicino ai distinti, tra i distinti la curva A, questo batti e ribatti, la palla finisce al centro del campo, viene allungata da una mano a Francini parte e si incrocia con Careca, che fa un grande movimento d'attaccante, perché Careca è qui, Francini è qui, si incrociano, Careca entra dentro il campo, lo seguono, poi lo lasciano i due difensori del Real Madrid per seguire Francini, che lo stesso riesce a crossare molto bene. Careca di prima impatta il pallone però sul primo palo, dove la para a terra Buio. Quella stessa azione qualche giorno dopo il Napoli la farà e segnerà. Si può dire che Careca poteva far meglio, intanto si era fatto 60 metri di corsa, era veramente la prima partita col Napoli, un'azione molto veloce, molto spettacolare, molto tecnica, e purtroppo non portò al gol. E parliamo proprio di Francini che poi farà un errore decisivo che porterà al gol. Si fa murare sulla nostra tre quarti, lato vicino alla tribuna centrale, non nei distinti, da Mitchell, che fa un solo passaggio per Hugo Sanchez, che la mette. Lì vedi quando i giocatori sono giocatori di calcio, che hanno in mente prima qualunque cosa, non passano il giocatore sulla palla sui piedi, ma nello spazio, sapendo che tu vai a occupare quello spazio. La passa, Bute taglia dietro le spalle ai difensori del Napoli, perché il passaggio è qui, lui è qui, lo taglia, e tiro ad incrocio nel palo basso con Garella in uscita, un gol chirurgico tremendo, il San Paolo ammutorito. Tra l'altro fu una mazzata incredibile, perché segnò al 44esimo minuto, quindi bastava un minuto per andare negli spogliatori, rifiatare un po' e provare insomma a fare altri 15 minuti. Tant'è vero, Guido, che poi io non ho trovato immagini, a meno che non guardi, c'è anche tutta la partita, gli amici Perini la possono trovare, la partita integrale su YouTube, però sugli highlights del ritorno si fermano al primo tempo, quindi io non ho potuto rivedere gli highlights del secondo tempo, un po' come se quel gol abbia spento completamente la partita e anche le velleità di rimonta del Napoli. No, è vero, perché per 20 minuti il Napoli ci provò, ci fu una bella punizione di Maradona parata da Buio, c'è Francini che sulla fascia per Maradona, che insomma riesce a accostare al centro dell'area, che per Careca che tira, ma un altro tiro di Careca fece 3 tiri, tutti e 3 parati da Buio. Fu un'altra azione di Careca che fu fermato in area da Sanci, che era un difensore veramente forte, e Arcigno. Una bella azione di Maradona di spalle che si riesce a liberare di un uomo e insomma, e poi viene atterrato in maniera tremenda. C'è un tiro di Romano murato da Careca, quindi, e non da un giocatore del Real. E poi Real comunque fece almeno 2 contropiedi molto pericolosi, dove si mangiarono 2 gol clamorosi, sparando alle stelle, dove potevano effettivamente segnare. E gli ultimi minuti il Napoli, diciamo, tirò un po' i remi in barca e prese questi 2 contropiedi, però per dei minuti del secondo tempo ci provò a vincere, non a qualificarsi, a vincere la partita. Quindi in realtà sono molto lacunosi i cosiddetti ormai highlight di oggi, perché ci furono delle altre azioni pericolose.
Qual è il rammarico? Quello che ti ho detto prima, non solo l'inesperienza, era solo la seconda partita, di non aver visto il Napoli un mese e mezzo dopo, dove tra l'altro dava 6 palloni, 4 palloni a tutti, perché poi il Napoli vinse 5 partite, poi ne pareggiò, non riuscì manco a perdere la partita scandalosa con la Roma dove ci espulsero Francini e Careca, e pareggiammo in 9, me lo ricordo, perché sarebbe stato sicuramente un sedicesimo più spettacolare, con forse più gol, forse saremmo usciti lo stesso, però almeno non concedevi il fatto che tu eri veramente alla prima giornata di campionato rispetto agli altri, perché si vide già la differenza tra la prima partita e la partita a San Paolo, non solo perché giocavi in casa, proprio per una brillantezza diversa. E nonostante qualche mugugno, capimmo noi che lo vedemmo a San Paolo che Careca era un giocatore proprio formidabile, nonostante appunto si fece murare questo tiro da buio. Infatti ha fatto una carriera a Napoli meravigliosa, aveva una classe immensa Careca. Oggi invece ci sarebbero gli haters, i social, dice abbiamo comprato un bidone, mangiava quel gol quando vedevi le partite solo allo stadio e tu vedi i giocatori come accarezzano il pallone, anche se tu diciamo sbagli un gol oppure non sei stato incisivo, come si muovono in campo in base non solo a loro stessi, ai compagni e agli avversari, ti rendi conto se uno è un cavallo di razza, un giocatore normale, un brocco, e lì capimmo che Careca era un cavallo di razza. Meraviglioso. Solo per completezza, no? Ci furono altre azioni, poi Carnevale entrò per Giordano e Carnevale si rese protagonista di un calcettino su Buio prese un pallone, Careca lo andò quasi a anticipare, però si fermò in tempo, Buio si buttò a terra, gli ultimi 15 minuti furono sceneggiate continue, Hugo Sanchez fu veramente molto triste che Real Madrid si aggrappò alle corde e su questa sceneggiata di Buio Carnevale si avvicinò e gli diede un calcetto e fu espulso, quindi un diverso metro di arbitraggio tra l'andata, il gesto non fu violento, fu su antisportivo, era giusta l'espulsione. Facciamo un salto ideale, Guido, al 2016-2017, dove il Napoli viene appaiato dall'urna con il Real, e come all'epoca, come nell'87, sarà prima Real Napoli e poi Napoli Real. Che ricordi abbiamo? Qua gli amici bellini forse se lo ricordano un pochino meglio, ma andiamo nel profondo. Ecco, mentre un ricordo non solo più gioioso e romantico, molto triste per l'eliminazione, sia chiaro, però era calcio puro. Un ricordo tutto brutto delle due partite con Real, dalla preparazione con un utilizzo molto strumentale e mi fermo qui di Diego Armando Maradona, e con tutte le voci su quello che stava succedendo prima della partita, che comunque mi crea molta amarezza da un punto di vista umano. L'utilizzo molto strumentale del maestro Paolo Sorrentino e di Silvio Orlando, che io adoro oltre ogni misura consentita nello scibile umano, quindi lo dico con grande tristezza, perché la partita fu seguita da brutte polemiche. La partita probabilmente la ricordate benissimo, il Real dopo 20 secondi rischia di fare un gol con Benzema, però dopo pochi minuti Mertens per Hamsik di prima la dà nello spazio, Insigne vede Navas fuori dai pali, fa un tiro da lontanissimo chirurgico che lo frega sul suo palo lungo e Napoli va in vantaggio, però il Real non si scompone perché tanto pareggia con un cross di esterno meraviglioso su un tiro di testa di Benzema che non segnava da 6-7 partite, con Koulibaly che lo guarda e Albiol che si fa anticipare. Era uno dei punti deboli, gol che prendevamo di testa del Napoli. Subimmo varie azioni, l'unico che riuscì a tirare in porta almeno 3 volte fu Marek Hamsik, e dico questo per quello che poi susseguì nelle polemiche dopo la partita. E poi, come è noto, prendemmo un gol su un'azione di Cristiano Ronaldo che se va sulla fascia mette a sedere Koulibaly, me lo ricordo ancora, che rimane a terra, passaggio fuori dall'area, tiro chirurgico di cross nel palo in controtempo a Pepe Reina. È un gol, a mio giudizio, bellissimo da un punto di vista spettacolare, ma anche molto fortunoso, perché sono quei tiri a volte che tu fai per non prendere contropiede. C'era stato questo rimpallo, Casimiro la butta così e prende un gol eccezionale sul palo lungo di Pepe Reina, angolatissimo. Ricorda un po' Vesino. Ma però tu hai sempre il dubbio che
chiaramente impatta benissimo il pallone, perché sennò non fai un gol del genere. Se tu non lo fai perché veramente stai facendo gol, oppure hai questa palla davanti e la devi spazzare per non prendere contropiede. Noi ne sappiamo qualcosa l'anno scorso con la Lazio. Il Real si mangiò anche qualche altro gol, però me ne ricordo bene le polemiche lunghissime di De Laurentiis, che praticamente se la prese con tutta la squadra e salvò solo Insigne, e appese al muro Dries Mertens, dicendo di fatto che non era buono per quel ruolo, che era grave che non aveva giocato Milik, con Sacchi che diceva guarda che non gioca da 4 mesi, comunque il Real ha un parco giocatori e non c'ha Bale perché era qualificato, che solo quello fu pagato 100 milioni, e lui faceva notare che era raddoppiato il monte ingaggi da Mazzarri. Polemiche lunghissime con Sabatini mi lasciarono molto l'amaro in bocca, e anche la consapevolezza, cosa che avevo detto a alcuni colleghi napoletani, che non c'era da gioire per questo sorteggio, perché sarebbero state 2 sconfitte, 0 punti del ranking UEFA, 0 euro perché non vieni pagato per le sconfitte, e mi presi una marea di insulti, ma questo insomma non andiamo oltre. Quindi ho ricordo di Napoli un po' impaurito, si vedeva che la caratura tecnica più che tattica del Real Madrid era superiore, come il controllo di palla, soprattutto la precisione nei lanci più lunghi possibili, mentre la precisione dei passaggi del Napoli, che non giocò con Jorginho ma con Diawara in tutte e 2 le partite, questa fu la novità del maestro Sarri, e Zelinski all'andata e Allan al posto di Zelinski al ritorno. Poi il resto era la formazione tipo, che non ripetiamo nemmeno perché gli amiche Bellini e amici Bellini se la ricorderanno a memoria fino all'ultimo giorno della nostra vita. Non ho un ricordo né emozionale né bello, proprio perché ci furono troppi episodi, non parlo di quello personale, parlo appunto della strumentalizzazione di Maradona, di queste polemiche assolutamente inutili. Preferisco perdere qualche partita durante il campionato ma vederli giocare tutti. De Laurentiis a volte dimentica che una squadra di Serie A che compete per posizioni nobili non è la scuola di calcetto dove devi far giocare eticamente tutti i bambini allo stesso modo. Qualcuno ogni tanto glielo dovrebbe in maniera meno servile ricordare, che se tu fai la scuola di calcetto è giusto che tu devi cercare di far giocare tutti e coinvolgere tutti, perché lo spirito è quello innanzitutto di educare allo stare insieme, allo spirito di squadra, a vivere le vittorie e le sconfitte, e non a valorizzare all'estrema potenza il talento, perché è una squadra di calcetto. Una squadra di calcio che tra l'altro si sta giocando un'eliminazione diretta negli ottavi di finale con il Real Madrid, neocampione del mondo, allenato da Zidane, che poi ne ha vinte 3 di Champions, non ha questo compito, perché non dobbiamo confondere la squadra di calcetto con un ottavo di finale di Champions League, però non glielo si fece notare. E poi andiamo al ritorno, dove prima fu Insigne, fu Mertens ad aprire le marcature, però un bel Napoli. Un Napoli coraggioso che mise alle corde il Real Madrid con più di un'azione, anche se pure il Real Madrid rischiò di segnare con un palo di Ronaldo in uscita. Pepe Reina ha battuto palo basso dietro la curva B, però ci fu un tiro di Amsi, un tiro di Insigne da lontanissimo parato male da Navas, che lo butta in calcio d'angolo, e poi ci fu quell'azione meravigliosa, Insigne per Marek Amsi che di piattori di prima apre per Mertens, che entra con una nonchalance in aria e la mette in diagonale nell'angolo opposto, precisissimo. Il palo del Real Madrid fu successivo all'1-0 del Napoli, se sbaglio nei commenti potete correggermi, e poi Mertens prese un palo dall'altra parte del campo, sempre dietro la curva A, dove segnò il palo alla destra di Navas. Napoli fece un ottimo primo tempo, sia tatticamente che tecnicamente. Ci sta che tu puoi prendere un'imbucata e concedere un contropiede a, tra l'altro, Cristiano Ronaldo, che sappiamo è velocissimo e all'epoca aveva molti anni in meno, ancora più veloce, però poteva anche essere 2-1. Il problema fu il secondo tempo, i famosi luoghi comuni del maestro Sarri, perché come insomma ricorderete, anche perché rispetto alla partita del Real, non so se ci sono immagini adesso, saranno comunque in bassissima definizione, passate da un VHS, adesso invece abbiamo il calcio in alta definizione, telecamere in alta definizione, tutti i filmati possibili su YouTube, anche degli appassionati da alte posizioni del campo. Prendemmo un gol di testa da Sergio Ramos, che non ha mai segnato di testa in vita sua, mi sembra che è il 90° gol, e un altro gol di testa da Sergio Ramos, però deviato da Mertens, che insomma non dico spiazzò, però l'alzò di quel tanto da rendere inefficace la parata di Pepe Reina. E purtroppo prendemmo pure un contropiede con Cristiano Ronaldo che tira, Reina para però purtroppo all'interno della rigore, in tapina arriva Morata che segna e zittisce il San Paolo, come fece con
il Manchester City in maniera, diciamo, non educatissima, ma Morata è juventino, lo sappiamo. Non possiamo pretendere tutto dalla vita. Assolutamente no. Di conseguenza, Guido, prima di tutto grazie per questo recap totale su queste 4 sfide mitiche e mitologiche. Arriviamo brevemente, ovviamente non facciamo un'analisi preventiva di quella che sarà la partita di quest'anno, però mi chiedevano anche gli amici bellini, sembra che il Real, se guardi adesso la differenza tra il Real del 2016-2017 e il Real di adesso, sembra un pochino meno mistico come club, oppure resta insieme al Manchester United il club comunque di più appeal, e al di là dei nomi che vediamo che magari infiammano di meno, sono dei giovani che stanno crescendo e faranno la carriera che faranno? Ma questo, ecco, qua ti posso aiutare sul fatto che sono molto vecchio rispetto a voi che siete dei bambini, e vi adoro, che lo si diceva pure quando affrontammo il Real, diciamo, contro Maradona. Benissimo, ok, perfetto. E lo si dirà sempre, però più continuano a vincere, più, cioè, il Real è comunque mistico, perché non potevi paragonarlo a quello di Stefano, di Gento, eccetera. Però aveva vinto 2 Coppe UEFA che sono l'equivalente della Champions di oggi, perché erano le seconde e le terze, cioè, lo si dice adesso, perché il Real è sempre Real, e tra l'altro è allenato da un mostro sacro come Ancelotti, che è un maestro soprattutto nel non creare tensioni inutili nei suoi ambienti di lavoro e nel mischiare le carte tatticamente, perché una cosa, ora al di là, senza tornare al Gattuso allenatore del Napoli, Gattuso disse, cioè Ancelotti non ti fa capire niente perché veramente è capace di mischiare le carte, e questo Real senza una vera e propria prima punta, con Bellingham che segna praticamente ad ogni partita da mezza punta che si inserisce, è uno di quelle squadre che non ti dà punti di riferimento. Quello che posso dirti, che invece non viene sottovalutato, cioè non viene sottolineato, scusa, che le 4 partite con Real probabilmente ci hanno insegnato poco, non mi permetto di dire niente rispetto ad altre esperienze calcistiche. Quel Napoli era forte, lo si sapeva dall'anno precedente, e aveva aggiunto Careca e Francini, un attacco che vedeva già Giordano, Maradona e Carnevale, scusate se è poco, infatti cosiddetta magica si concedeva un Carnevale in panchina. Non fu la sconfitta, l'uscita con Real, no, a far andare il Napoli, anzi, se poi si dice che il Napoli finì la birra a fine campionato, non fu certo per una competizione europea lunga e stancante, cioè, come la doppia sfida con Real dove venimmo eliminati, però adesso che siamo eliminati nella Coppa ci possiamo concentrare sul campionato. Ricordiamo che quell'anno il Napoli arrivò terzo dietro la Roma, e lì si consumò tra l'altro secondo me una frattura seria, insanabile tra Sarri e De Laurentiis, perché De Laurentiis attaccò di fatto Sarri e tutta la squadra Sant'Insigne. La sfida di adesso chiaramente è importante perché io sono un europeista convinto e ogni vittoria e pareggio sono punti del ranking UEFA che sono fondamentali, però chiaramente meno decisiva perché ancora non è uno scontro diretto. Sarebbe utile che incominciassimo, a parte dalla retorica stucchevole. Io mi ricordo siamo usciti a testa alta, no, non siamo usciti a testa alta, abbiamo perso 2-6 che non mi sembra a testa alta, e poi uscimmo dal campionato, cioè, quindi che incominciassimo a far tesoro delle nostre esperienze positive o negative, e non la frase fatta, questa sconfitta è utile e poi facciamo 2 pareggi con Guido, ma anche Genova. all'epoca si disse però il Napoli ha 2 risultati su 3 e probabilmente favoriti, sì? Quindi prima cosa, che sarebbe un mio auspicio da idealista, no? che adesso nella mentalità dei giocatori, che non è quella dei miei colleghi, alcune esperienze sono dei mattoncini, anche perché non incontri, no, sempre queste squadre. Real Madrid-Napoli non è un classico, secondo la definizione del maestro Brero, no? Che solo le partite tra squadre che hanno vinto uno scudetto, in questo caso in Italia, no? Quindi Napoli-Inter ormai è una classica, Napoli-Udinese no, per fare un esempio. E non sono 2 squadre che hanno vinto una Champions, una l'ha vinta 14 volte, una mai, no? E l'abbiamo incontrata solo 2 volte, e questa è la terza volta, tra l'altro, quindi già non è una sfida frequente. Mi sembra che abbiamo incontrato più il Liverpool del Real Madrid. Non la sto vivendo con tensione, sono molto curioso invece di vedere i progressi, e io auspico tecnico, tattici e di gamba del Napoli di Garcia, se proseguono questa striscia di partite e se ci portano, che sarà una partita fondamentale con la Fiorentina. Quindi la sto vivendo con la massima serenità, curiosità giornalistica, sportiva,
ma senza nessuna né tensione né pressione, con questo auspicio tanto di non perdere la partita in casa, perché le due partite fondamentali sono quelle con Berlino, non perderla sia per una questione di onore, di un punticino ranking che fa comodo, e per tenere aperta potenzialmente anche la porta di un primo posto, ma le due partite chiave sono con il Berlino. Però diciamo non è una partita fondamentale, però se Napoli può perdere con le due partite con Real, ma se fa il suo dovere con Berlino, anche solo un pareggio e una vittoria, poi vince col Braga, è qualificato matematicamente senza dover fare quei 12 punti maledetti di Benitez, salvo che Real Madrid poi non le perde tutte. Quindi sono chiaramente desideroso di guardarla, perché ogni sportivo vuole guardare partite belle, partite importanti, però non la carico di aspettative superiori a quelle che secondo me a volte si danno a certe partite. È solo una mia modesta opinione, sicuramente sbagliata. Io voglio ringraziare infinitamente Guido Gentile per il suo prezioso intervento. Guido Gentile che trovate su Guido Gentile Piano Sequenza, il canale YouTube che verrà presto aggiornato con nuovi contenuti. Abbiate fede. Grazie mille Guido. No, grazie a te Valerio, grazie alle amiche belline e agli amici bellini. Insomma, mi fa piacere che tu contribuisci di gran lunga a instaurare un clima sempre più sereno nell'analisi del calcio in un mondo che sta diventando sempre più sclerotico. Però diciamo si parte da qualcosa, si deve partire e poi piano piano ci si allarga. Un abbraccio a tutti.